Pronti? 1, 2, 3. Buono questa volta il segnale con la velocità di Afrodite B che cerca di opporsi a Paco. Paco insiste però, attacca Afrodite B, si avvantaggia sulla curva e scende alla corda. Dopo 150 metri di gara, dunque, Paco in vantaggio su Afrodite B. Completata la curva in 16 il lancio. Terza posizione per Vandina che è partita molto bene, poi c'è Vaclav Lux che cerca di anticipare Ulisse LL lungo la corda, intanto Zito Mo precede Today Winner Font che è stato il più veloce dei penalizzati. Intanto se ne vanno in 33 i primi 400 metri di gara e i 600 in 47 scarsi. Intanto avanza all'esterno Vaclav Lux, si porta su Paco, l'impegna. Paco però replica e così gli 800 se ne vanno in 1, 1 e 7. Paco in vantaggio, Vaclav Lux all'attacco, poi lungo la corda Afrodite B, anche Ulisse LL all'esterno. Se n'è andato il primo chilometro nell'ordine dell'1 e 17 scarso. Davanti alle tribune continua il duello fra Paco e Vaclav Lux, seguiti da Afrodite B, Ulisse LL, poi Uliveto Bargal e Atos Griff. Insiste Vaclav su Paco, tende ad avvantaggiarsi quando siamo sul finire della penultima curva. Paco però non è ancora superato e cerca di rientrare all'avversario che però è passato quasi completamente. Intanto lo scatto di Uliveto Bargal seguito da Atos Griff. Uliveto Bargal, gran scatto a 450 dalla conclusione, perviene su Vaclav Lux e lo sopravanza, inseguito da Atos Griff. Cavalli ora a 350 dall'arrivo con in vantaggio, intanto sbaglia Paco, in vantaggio Uliveto Bargal, Atos Griff però ci prova, più indietro Vaclav Lux, retta d'arrivo con Uliveto Bargal che ha una lunghezza da gestire su Atos Griff che insiste, ci prova, ma Uliveto Bargal è in grado di scappare ancora nel finale e vincere sullo stesso Atos Griff, mentre al terzo chiude ancora Vaclav Lux davanti ad Afrodite B con Seveso al quinto posto. 2.30, 1.15 e 6 ufficiale per Uliveto Bargal e Antonio Greppi che con decisione ai 500 finali prendono il sopravvento e controllano Atos Griff allungando nel finale. Vince bene Uliveto Bargal, Antonio Greppi in sediolo per conto di Enrico Fiaschi. Il secondo posto è per Atos Griff che non perfetto di meccanica ha dovuto accontentarsi nel finale. Terzo posto invece per Vaclav Lux, numero 3. Al quarto è Afrodite B e al quinto il numero 14 Seveso. Questi i numeri ancora ufficiosi ovviamente per la corsa Tris Quartet Quintet del giovedì qui all'Arcoveggio. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per domenica.